far conoscere l'importanza dello sport e dei suoi valori, presentare a tutti gli studenti dalla scuola dell'infanzia agli istituti superiori le discipline sportive presenti nel proprio territorio, offrendo l'opportunità di praticarle anche negli ambienti scolastici. Nascono con questo scopo le giornate dello sport promosse dalla Regione Veneto e organizzate anche dall'ente di formazione Irigem nelle sue sedi di Bassano e Rosano. Per gli operatori grafici ed elettronici le esperienze sono state molteplici e fra loro differenti. La prima li ha visti coinvolti ieri in un incontro dedicato a conoscere ed approfondire i valori che sottendono allo sport. Valori come il lavoro di squadra, l'impegno, il sacrificio, il raggiungimento di un obiettivo che si sovrappongono perfettamente a quelli del mondo del lavoro. Per questo ad incontrare i ragazzi è arrivato Roberto Milani, titolare dell'azienda Fami di Rosà, da anni organizzatrice di Win-Win, evento sportivo interaziendale che vede una ventina di imprese del territorio sfidarsi tra tornei di calcio, basket e beach volley. A me piace tantissimo fare l'esempio sempre in azienda dello spogliatoio, a me piace tantissimo il concetto dello spogliatoio e a loro ho raccontato, ho provato a fargli capire quanto importante sia lavorare in gruppo. Lavorare in gruppo vuol dire rispettare i ruoli, vuol dire non voler sempre brillare al sole, non voler sempre essere i primi della classe, ma è importante unirsi assieme e solo così si possono raggiungere i risultati e lo sport lo rappresenta benissimo. Dopo la teoria i ragazzi hanno affrontato la pratica mettendosi alla prova questa mattina con diverse specialità dell'atletica leggera, corse, salti e lanci. Come i loro colleghi di Rosà, anche gli allievi del settore benessere hanno abbandonato trucchi e spazzole per dedicarsi un po' di ore allo sport, dall'orienteering alla pallavolo, passando da un'originale disciplina olistica come la garuda al divertimento scatenato dell'hip hop, vivendo così in pieno le giornate dello sport.